politica regionale e nazionale, dinamiche ed evoluzioni. Le interviste a Marco Zambuto e Nino Bosco. Davide Saglia. La campagna elettorale di queste ormai prossime elezioni europee ha tra i temi caldi quello della politica regionale. Centrodestra e paradossalmente anche centrosinistra come al tiro a bersaglio e l'obiettivo è sempre lui, Rosario Crocetta e la sua conclamata rivoluzione. Se per Forza Italia l'opposizione è netta, la posizione dell'NCD dopo le parole di Cascio e soprattutto dopo l'alleanza con l'UDC sembrerebbe essersi ammorbidita. Ma di questa opinione sembra non essere il deputato nazionale Nino Bosco, il quale boccia pesantemente l'attuale governo regionale. Io personalmente ho un pessimo giudizio politico dell'operato di questo governo regionale, credo che il Presidente Crocetta abbia e stia facendo male, noi siamo stati all'opposizione e ritengo personalmente che dobbiamo continuare a stare all'opposizione. Le dico di più, penso che in Sicilia prima si arriva al voto e meglio è per i siciliani, perché oggettivamente aspettavamo la rivoluzione da parte del Presidente Crocetta, non mi pare che ci sia nulla di questo e invece in Sicilia il centrodestra può e deve ritornare a vincere. Ritengo che all'interno del nostro partito e del mondo moderato siciliano ci siano le figure e le personalità per ben fare alla guida della regione siciliana, però non si può che essere, come dire, critici fortemente nei confronti dell'operato di questo governo regionale, perché rispetto alle tantissime aspettative che ha creato un anno e mezzo fa non mi pare che Crocetta si sia dimostrato né rivoluzionario né riformatore, non mi pare che abbia portato a casa nessuna proposta. Per quanto riguarda il PD la situazione è alquanto anomala. Dopo l'apparente riconciliazione del rimpasto in giunta, i democratici sembrano nuovamente lontani da Rosario Crocetta. La bocciatura della mini manovra finanziaria è infatti arrivata proprio dai voti della maggioranza, quella stessa maggioranza ora più che mai incerta. Di questo parere è anche Marco Zambuto. Il presidente regionale dell'Assise del PD lascia intendere come il partito, deluso dalla presidenza Crocetta, dopo il voto di domenica prossima, voglia far cambiare verso e al governo siciliano. Noi dobbiamo portare in Sicilia quel cambiamento che sta portando a Roma e in Italia Matteo Renzi, quel grande cambiamento, quella grande capacità di scommettersi, quella grande capacità che sta dimostrando di cambiare l'Italia. Questo grande impegno di Renzi a livello nazionale lo dobbiamo portare in Sicilia, lo stiamo facendo con la mia candidatura alle elezioni europee, lo faremo ancora in maniera più forte dopo il 25 maggio, per una Sicilia che vuole cambiare pagina, per una Sicilia che non può stare dentro una palude nella quale non si risolvono i problemi, nella quale poi i comuni e i cittadini rimangono soli. Il punto è intendersi sul fare le cose. Ormai chi non fa le cose viene travolto ormai da una condizione economica e politica che, diciamo, che si vive, per cui se rimani immobile vieni travolto. Allora noi non possiamo essere travolti e quindi dobbiamo essere noi i motori di questo cambiamento anche e soprattutto in Sicilia. E adesso ascoltiamo ancora il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, al microfono nel suo comitato elettorale al rientro da un tour elettorale. Finalmente ad Agrigento, dopo un tour elettorale che mi ha impegnato in tutta la Sicilia, un tour elettorale in cui ho girato tutte le province, in cui era necessario e ho avuto il grande riscontro che passasse questo grande messaggio di cambiamento e di rinnovamento che Matteo Renzi sta portando in Italia. Il messaggio è che il cambiamento non si può fermare a Reggio Calabria, che il cambiamento si deve portare anche in Sicilia. E devo dirvi che in queste settimane su tutte le province, su tutti i capoluoghi, su tutta la Sicilia c'è stato un grande riscontro di questo grande progetto di cambiamento. Sono felice del fatto che il modello di governo che siamo riusciti a realizzare ad Agrigento sia diventato un modello apprezzato in tutta la Sicilia. Ebbene, ora in questa ultima settimana nella mia città, nella mia provincia, nel mio territorio, insieme con tutti gli amici con i quali vogliamo continuare a portare avanti un grande progetto di cambiamento per la Sicilia e per l'Italia, ma soprattutto per fare diventare l'Europa un'istituzione vicina ai cittadini. Dall'esperienza di questi anni abbiamo visto come da soli, perché siamo stati da soli, senza riferimenti, senza aiuti da Palermo, da Roma, men che meno da Bruxelles, siamo riusciti a fare cose importanti. Oggi serve un rapporto stretto con l'Europa per continuare con maggiore forza quanto abbiamo fatto fino ad ora.